deciso di venire qui perché avendo solamente, solamente tra virgolette 2 anni di studi, sei già integrato in azienda e comunque è uno stage di 2 anni che puoi presentare in qualche altra azienda e dire guardate ho fatto questo, questo e questo e per di più studiando. In questi 2 anni di corso si affrontano materie come la meccanica, la meccatronica, l'elettrotecnica e elettronica. 1000 delle 2000 ore che facciamo qui si svolgono prevalentemente in azienda. All'interno dell'istituto svolgiamo anche un'attività di team working, cioè lavoro di gruppo in cui durante l'anno bisogna realizzare un progetto a scelta del gruppo di studenti. Questa struttura voluta da tempo ma che in Italia mancava è un'alternativa secondo me formidabile all'università, anche se non preclude questa scelta successivamente, perché pone in contatto la domanda e l'offerta di lavoro. Carel è un'azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche per il controllo della refrigerazione, del condizionamento e dell'umidificazione. La materia che mi è stata più utile è quella riguardante il gestionale e la progettazione di parti meccaniche. Consiglio questo corso anche ad altre persone perché chi esce soprattutto dalle superiori è una buona preparazione oltre le superiori e un buono sbocco nel mondo del lavoro. Ci abbiamo messo anni per arrivare a questi processi, a affinare i particolari ed è quello che vorremmo insegnare ai ragazzi dell'ITS sul fatto che la cultura industriale e aziendale è un qualcosa di molto importante. Luigi Rossi Luciani, dove siamo? A Vicenza? No, a Padova. A Padova qui, sbagliato. In provincia di Padova. In provincia, prego. Ma ho visto tanti casi diversi, ma tutti con un filo conduttore, l'avvicinare i ragazzi alle imprese e le imprese ai ragazzi. E credo che questo sia un valore importante per i ragazzi perché è più facile inserirli e farsi conoscere all'interno delle imprese, ma per le imprese è quella di preparare delle persone che abbiano la capacità e la competenza e che sappiano anche i problemi che andranno ad affrontare. Io prima nel video dicevo che le imprese sono luoghi di cultura, è una grande verità. E guardate, in questi giorni è stato firmato un accordo sull'efficienza, su come riportare questo paese alla competitività. Qui l'efficienza non cresce. Beh, questo è un fatto di cultura, di abitudine, di organizzazione, di metodi. E cosa c'è di meglio che avere dei ragazzi formati per svolgere dei ruoli importanti? Cosa c'è di meglio di far capire a questi ragazzi già nella fase formativa che cosa sono le esigenze delle aziende? E sono convinto che questo porterà ad avere, e lo vediamo già, e io poi di questo discorso vorrei fare una richiesta al sottosegretario Golini, e noi vediamo che le aziende apprezzano questo discorso, che non abbiamo abbastanza ragazzi da soddisfare le richieste. Allora cos'è la mia richiesta? Mi piacerebbe aprire un altro corso, ne stiamo facendo già 2 e vorremmo arrivare al terzo, perché io credo che questo sia un grande vantaggio per le aziende che risparmiano sulla formazione, ma soprattutto, e insisto, non solo nell'aspetto egoistico, ma anche nell'aspetto è il modo per colmare quella mancanza di tecnici specializzati che oggi c'è nelle nostre aziende, soprattutto nei territori come questi dove la meccanica di precisione, l'elettronica e l'elettrotecnica sono settori importanti e che devono mantenere una competizione internazionale.
Bene, allora, grazie tante, grazie anche a lei per questa esperienza.